Secondo l'associazione Luca Coscioni, se con il suo voto contrario il Consiglio regionale si è di fatto rifiutato di fornire tempi e modalità certe all'accesso al trattamento di fine vita garantito dalla Corte Costituzionale, allora dovrebbe essere la Giunta a stabilire con una delibera procedure e modalità che uniformino le risposte delle 9 ULSS del Veneto. Io credo abbiano votato a favore o contro di Luca Zaia piuttosto che di un provvedimento, tra l'altro andando contro una procedura che in Veneto già esiste, che ha permesso a Gloria di accedere a questo suicidio medicalmente assistito e a Stefano Geller tra l'altro di stare meglio nel momento in cui ha avuto una risposta positiva dalla commissione medica. Il 30 giugno la consigliera regionale Elena Ostanel aveva partecipato alla consegna delle oltre 9.000 firme raccolte in Veneto perché la regione decidesse tempi di risposta certi ai pazienti affetti da patologie irreversibili che chiedono alle aziende sanitarie locali l'accesso al trattamento di fine vita. Quando arriva una proposta di legge popolare, e è la prima volta che arriva in aula, vuol dire che abbiamo la responsabilità non di un progetto di legge che è della consigliera Ostanel, ma chiesto da più di 9.000 veneti che hanno messo il loro nome e cognome su questa proposta. Laici, cattolici, persone di destra e persone di sinistra. E noi oggi dovevamo dare un voto che non era un voto politico, ma era un voto sul contenuto. Che in diverse occasioni il dibattito in aula abbia virato verso concetti e argomentazioni che poco o niente avevano a che fare con l'oggetto del voto e opinione diffusa tra i promotori della proposta di legge. È evidente che la maggioranza si è spaccata per giochi altri, cioè giochi di successione a Zaia. E purtroppo ne pagheranno soprattutto i veneti che dovranno restare per un tempo indefinito nelle loro sofferenze che, dice la Corte Costituzionale, sono reputate intollerabili. Spaccata in due la Lega è finita con l'essere determinante l'astensione, che in aula vale come voto contrario, della consigliera PD Anna Maria Bigon. L'avvocato mestrino Matteo D'Angelo dell'associazione Luca Coscioni le ha scritto una lettera aperta dai toni durissimi. Dovrebbe cominciare a pensare che se i suoi valori non sono più attinenti e vicini a quelli di Valdegamberi e a quelli della Donazzan, che dopo il suo intervento gli ha detto brava, forse Anna Maria ti do del tu, quello che si confà a colleghi, forse è il caso che con un atto di dignità ti dimetti dal Partito Democratico e cerchi casa altrove.